In seguito alla precedente segnalazione siamo passati e abbiamo fatto una pulizia di massima, evidentemente qualcosa è rimasto indietro, per cui nella giornata già di domani, venerdì, i nostri operai passeranno per pulire quel pezzo di ciglio stradale. Per quanto riguarda la siepe, evidentemente si tratta di una siepe privata, al quale privato faremo presente di mantenerla nelle condizioni decorose che sono imposte lungo la strada. Via Trieste è una strada che collega due comuni, quindi il comune di Romano con il comune di Mussolente. È una strada per la quale transitano anche molti mezzi pesanti solo in un senso, proprio perché abbiamo utilizzato via Trieste e via Albertoni per fare un senso unico per i camion, per i mezzi pesanti. La via è molto spesso monitorata dai nostri vigili, dalla nostra polizia locale, proprio per dissuadere coloro che evidentemente non sanno rispettare i limiti. Per quanto riguarda quindi la strada che si trova al di fuori del centro abitato per una parte, non è in questo momento possibile prevedere un passaggio ciclopedonale, però evidentemente, come ogni richiesta di tutti i cittadini, viene valutata e verrà evidentemente messa in uno dei prossimi progetti, proprio per capire la fattibilità di questo intervento. Quello spuntone è così pericoloso, Sindaco? Si tratta evidentemente di una palo di quella che era la rete di recinzione della proprietà privata, che penso sia stata presa durante lo sfalcio della siepe dai macchinari che si occupavano dell'attività, per cui è uno spuntone che è lì per terra, che andremo a recuperare già domani mattina.